Che dire ragazzi, che dire, sono senza parole. Un Napoli senza motivazioni, un Inter più motivata per questa vittoria, lo si vede per il risultato 2-0 per l'Inter, meritatissimo perché il Napoli veramente nel secondo tempo inesistente, voglio inesistente, ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Allora, nel primo tempo diciamo che ci abbiamo anche provato, con un Zelinski che secondo me è stato il migliore del Napoli nel primo tempo, è quello che ci ha provato di più ad allargare gli spazi, a provarci da fuori area, ha provato a fare qualcosa. Voglio, non parliamo di Milik perché è scandaloso fra primo e secondo tempo, proprio, cioè non lo posso vedere, cioè casca solo a terra, si cerca solo il fallo da punizione, però non l'ho visto tirare in porta, cioè un attaccante che deve trovare la profondità, deve andare a prendere il pallone, invece si faceva sempre anticipare dal difensore, cioè incredibile, voglio, come ci manca un attaccante forte là avanti, come ci manca una punta forte, una punta che vede la porta. Alla Ciro Immobile, cioè ragazzi mi dovete far piacere, se non lo porto io all'estero, se ne andai prima possibile Milik, se no piglio io la macchina, me lo carico dentro e lo porto io dove deve andare, dove vuole andare lui. Cioè perché non si può vedere più. Voglio, Insigne e Politano si sono mangiati dei gol, loro e la porta, cioè, lì avanti la porta ci vuole cazzimma, ci vuole cattiveria, erano troppo leggeri, la motivazione ha fatto sì che il Napoli sbagliasse pure quei gol lì, perché Politano e Insigne si sono mangiati quei gol, voglio, con tutto che ci hanno provato se li sono mangiati avanti alla porta, uno in bocca al portiere e quell'altro tira fuori solo lui alla porta, cioè. Però secondo me il risultato giusto sarebbe stato il pari nel primo tempo, perché secondo me non c'è stata quella superiorità dell'Inter nel primo tempo, perché comunque il Napoli ha fatto qualcosa, sì è vero, poi sul possesso palla l'Inter ha fatto più di noi e magari quando andava in fase offensiva era più pericolosa. Infatti che trova dopo 10 minuti il gol subito con D'Ambrosio, cioè il Napoli si addormenta in difesa su un calcio d'angolo, occasione sui piedi di D'Ambrosio la butta dentro, cioè il Napoli veramente clamoroso in fase difensiva, oggi 2 gol, cioè voglio, non si possono prendere dei gol così. E poi mi meraviglio perché nel secondo tempo ti aspettavi la reazione, invece non c'è stata, anzi è stata l'Inter che dopo il Coli break ha fatto il 2-0 con il gol di Lautaro, ha dato proprio lo spazio a dire vai tira pure, l'hanno fatto tirare da fuori, un tiro imprendibile per Meretti, hanno fatto il 2-0, ma veramente una fase difensiva scandalosa, cioè dai spazi così, marchi a zona, poi lasci da solo, cioè nessuno che va in uscita addosso a Lautaro e lo lasci tirare, ma stiamo scherzando, il centrocampo tutto avanzato, nessuna copertura della difesa, dove vuoi andare a giocare quel Barcellona se giochi così con il Barcellona? Spero che questa partita qui il Napoli aveva la testa proprio contro il Barcellona, perché se tu hai giocato per cercare di fare risultato con l'Inter e hai perso così, figurati con Barcellona te ne vai, porti le casse piene di palloni a Napoli, cioè è incredibile, è incredibile, cioè mi aspettavo di più da Milik che è stato deludente in tutti i sensi, Milik, cioè è da 5 in pagella se non 4,5, ripeto, Zelinski il migliore secondo me, poi è uscito nel secondo tempo, poi chi ci metto migliore? Faccio fatica a trovare migliori perché a parte Zelinski c'è un Napoli veramente disattento in fase difensiva, centrocampo troppo lento, Elmas e Zelinski secondo me i migliori, poi per il resto secondo me tutti da insufficiente, il peggiore è Milik sicuro. Da parte dell'Inter, che dire, l'Inter nel secondo tempo ci ha messo sotto, e ha trovato anche il 2-0 nel finale, meritatamente, perché ha giocato meglio di noi, ogni volta che aveva la palla tra i piedi ci ha messo in difficoltà, perché ogni volta che l'Inter aveva palla, cioè sembrava che creasse qualcosa, e così è stato. E secondo me alla fine ha meritato la vittoria. Vittoria meritata per l'Inter, complimenti all'Inter, ma noi ci dobbiamo svegliare, non possiamo giocare così con il Barcellona. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Ma dove andiamo con Milik a lunga conservazione? Perché questo lo puoi tenere nel frigorifero, perché è ghiacciato veramente, cioè è un latte andato a male secondo me, che ghiacciato, è un latte che è restato nel frigorifero per più di un mese,
e aiuta male, veramente è scaduto, sicché lo devi solo buttare. Se ne dai. E niente, voglio. Buonanotte a tutti, da Napoliello 87 e forza Napolese.